Grazie con Roberto Dalcin, che è vicepresidente provinciale di Confapi Venezia, ma insomma anche presidente per quanto riguarda Jesolo, ex Apindustria, perché c'è stato questo cambiamento anche per i telespettatori che ci seguono. Parliamo di turismo però, perché insomma c'è una Pasqua in arrivo, ma c'è anche una stagione che al momento è ricca di incognite, presidente Dalcin. Sì, buonasera a tutti, parliamo di turismo. Finalmente il mondo politico si è accorto veramente cos'è il turismo. Il turismo che muoveva il 13% del PIL nazionale e con punte di oltre il 16% a livello regionale. Purtroppo, dopo aver avuto un buon 2019, dove avevamo 20 milioni di arrivi e 71 milioni di presenze, ci siamo accorti nel 2020 di aver perso 60% negli arrivi e 54% nelle presenze. Questo è dovuto purtroppo in grosso modo a aver perso la grossa fetta degli stranieri, che erano il grosso del nostro turismo, dove abbiamo perso circa il 54%. Ha tenuto sul turismo nel 2020 l'extra alberghiero, dove abbiamo perso circa il 40%, l'alberghiero siamo andati a perdere verso un 60%. Questi dati si stanno già riflettendo nella stagione 2021, dove vediamo che le prenotazioni sull'extra alberghiero stanno andando bene. Sull'alberghiero sono ferme. Questo causa perché la gente ha paura e anche l'incertezza, dovuto anche a quello che è successo nelle prenotazioni nella stagione della montagna, dove l'ultimo giorno è stato bloccato completamente. Tra l'altro ieri avevamo proprio il presidente di Federalberghi Caorle, Brugnerotto, che ci diceva sì, soprattutto gli stranieri chiedono, vogliono sapere, vogliono prenotare, però c'è grande incertezza in tutti i sensi, per non parlare del turista italiano che ancora non sa insomma cosa dovrà affrontare da qui alle prossime settimane. Che idee avete voi? Dunque, il grido che lanciavamo già un anno fa: vogliamo certezze, per date certe per poter organizzare e ripartire, perché questo inciderà anche nell'assunzione del nostro personale e nell'ulteriore perdita di posti di lavoro. Non dobbiamo dimenticare che l'anno scorso nel settore turistico abbiamo perso 15.000 persone, circa un 45% rispetto al 2019, senza dimenticare i 5.000 persone che vengono a categoria invisibili, che sono fuori da tutti i bonus e ristori e dopo gridi di allarme che abbiamo lanciato anche noi per primi, non sono stati inclusi in tutte quelle aiuti che sono stati dati dal governo. Adesso in teoria però dovrebbero essere, nell'ultimo decreto sostegno dovrebbero ricevere, se non erro, l'indennità. La categoria degli invisibili sono rimasti ancora fuori. Ancora fuori? Ancora fuori. Difatti c'è anche tutti i sindaci della costa, gli stanno dando una mano con appelli verso questo governo. Anche perché c'è chi magari aspettava la stagione per lavorare, non si è lavorato come al solito e di fatto ci si trova ancora con l'incertezza di quella che dovrà partire, e nell'entroterra della nostra costa sono tantissimi i lavoratori. A proposito di lavoratori, si parla anche di vaccini, cioè di un piano di vaccinazione che possa caratterizzare anche gli operatori del settore turistico. Voi come categoria cosa ne pensate? Siamo d'accordo, dobbiamo essere vaccinati tra i primi, perché siamo noi che diamo servizi e dar sicurezza. Vedo già, quando io avendo una piccola attività, quando qualche cliente si avvicina e dice cosa ne penso, no, io sarò uno tra i primi a essere vaccinato, e loro subito si illuminano perché vogliono sicurezza. Questo è quello anche che arriva, immagino, anche dal turista straniero, che chiede insomma anche garanzie. Parlando con i miei colleghi sento che stanno dicendo che i turisti stranieri vogliono venire in Italia, vogliono sicurezze, vogliono essere vaccinati. Ecco, in chiusura, come vicepresidente provinciale, può fare anche lei gli auguri a Venezia. Noi l'abbiamo fatti prima con un bel servizio, capoluogo lagunare che compie 1600 anni, una grandissima storia, ma ad attenderla ci sarà anche un gran futuro. Dunque, Venezia è la nostra madre, la madre di tutta la nostra storia del Veneto. Da là si può ripartire con una nuova forma di turismo che deve essere riorganizzato e deve essere la nostra attrattiva. Grazie Roberto Dalcin per essere stato in nostra compagnia.